Salut Lombardia. La Lombardia, come abbiamo più volte visto nei video precedenti, ha tutte le carte in regola per dirsi etnia, popolo e soprattutto nazione. E alla luce di questo è gioco forza che i lombardisti, e si spera un numero sempre più ampio di lombardi, possa battersi per la libertà, per l'indipendenza della Lombardia, meglio ancora della Grande Lombardia, nella sua accezione storica che include tutta la Cisalpina. Questo naturalmente è necessario anche perché la Lombardia non può essere considerata Italia per tutta una serie di ragioni identitarie, tradizionaliste, geografiche, climatiche, antropologiche, culturali, genetiche, linguistiche. Tutto pende a favore di un'identità lombarda ben definita che merita appieno l'indipendenza e la libertà, la liberazione dall'Italia. Naturalmente ne parliamo con toni civili e democratici, perché è giusto che i lombardisti perseguano ogni mezzo lecito per poter raggiungere il grande scopo del lombardesimo, che è quello dell'affrancamento identitario completo della Grande Lombardia. Tuttavia è bene porre enfasi sulla questione identitaria strettamente collegata a quella indipendentista, proprio perché la Lombardia ha una sua peculiare fisionomia identitaria e dunque nazionale. Abbiamo tutte le carte in regola per reclamare l'indipendenza della nazione lombarda, proprio perché la Lombardia è una nazione e alla luce di questo la battaglia indipendentista acquista maggior valore, prestigio e importanza. Dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere, anzitutto da un punto di vista culturale di divulgazione, per far comprendere appieno quanto i lombardi e la Lombardia meritino la libertà. La nostra nazione è ben diversa dall'Italia e ha una propria peculiare identità, un proprio peculiare profilo identitario che la rende unica nell'intero contesto europeo e dunque mondiale. E allora è giusto e sacrosanto che ognuno di noi possa impegnarsi concretamente per cercare di raggiungere questo importantissimo fine, a partire dalla salutare battaglia, naturalmente civile e democratica, per la piena libertà, la piena liberazione e il pieno affrancamento del sentimento identitario cisalpino. La Lombardia è una nazione e non mi stancherò mai di dirlo, e questo perché presenta una storia peculiare, una cultura peculiare, un'identità, una tradizione e anche un aspetto antropogenetico peculiari che mostrano appieno quanto i lombardi siano un'etnia, un popolo e una nazione. Naturalmente la base di tutto è la Lombardia etnica, cioè il bacino imbrifero del fiume Po, ed è questa la base da cui parte il lombardesimo. Tuttavia poi è giusto allargarsi all'intera Lombardia etnolinguistica, che include anche Liguria, Emilia orientale e Romagna, e quasi la totalità del Trentino, e poi concludere nella Grande Lombardia, e cioè nella Lombardia storica, che è l'intera Padania, l'intero territorio compreso tra l'Arco Alpino e l'Appennino tosco-lombardo, passando naturalmente per l'intermedia pianura padana. È giusto battersi per l'affrancamento della nostra identità anche da un punto di vista etnonazionale e dunque lottare concretamente per dare ai lombardi la libertà ed un etnostato che li rappresenti per davvero. Questo perché i lombardi e la Lombardia non sono Italia, non sono soprattutto il concetto primigenio d'Italia che riguarda la penisola e dunque non la parte continentale dell'attuale Repubblica Italiana. Ma poi altre questioni rimarcano e mettono in luce come la Lombardia abbia una propria identità e uno statuto limpido, etnonazionale, che la smarchi dall'Italia propriamente detta, che noi chiamiamo Italia etnica, e cioè l'attuale centro-sud della Repubblica Italiana, con l'aggiunta di Corsica e delle isole maltesi e anche dell'arcipelago di Pelagosa.
Questo territorio è l'Italia etnica e dunque questo territorio è la genuina Italia, l'Italia primigenia, e la Grande Lombardia con tutto questo nulla c'entra. Ed è quindi doveroso che anzitutto da un punto di vista culturale ci si batta per affermare la bontà della battaglia lombardista e dunque dell'attenzione identitaria che punta all'affrancamento, all'autoaffermazione, alla libertà delle nostre genti. Ne abbiamo il diritto, ne abbiamo il dovere nei confronti dei nostri padri e questo ci fa anche comprendere quanto la bontà dalla battaglia lombardista sia concreta e tangibile, proprio per cercare il più possibile di dare un volto etnonazionale non solo al territorio a sud delle Alpi, ma all'intera Europa, all'intera civiltà europea. Il lombardesimo deve dunque portare avanti le proprie idee, le proprie battaglie e le proprie sacrosante ragioni. Salut, Lombardia!